Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Corso di autodifesa per massaie. Ebbene sì, ebbene sì. Grazie, buonasera. Buonasera, continueremo questa rassegna e stasera parleremo su un corso di autodifesa per massaie. L'autodifesa viviamo in climi di terrore, di violenza. Anche la signora Pina ci ha scritto: grazie ai tuoi consigli ho già stritolato 3 maniaci sessuali. Ora, vorrei dirvi innanzitutto che queste teorie che poi vado a rendere pratiche sono state tratte da libri di grandi maestri di Kung Fu e di Karate. Dunque, per Kung era uno che si chiamava Kung Fu. È morto Kung Fu. Battuta di Totò del 65. Dicevo, iniziamo con voglio farvi vedere praticamente cosa succede a una massaia che magari è lì con le borse della spesa, che c'ha tutto, c'ha la sua spesuccia, è lì che sta aspettando l'ascensore e viene aggredita di spalle. Come fa a difendersi la massaia? Ora, pregherei, non so, io farò la massaia e pregherei uno di voi di venire, se puoi venire un attimo. Grazie, non c'è da ridere, è un perfetto maniaco, sali pure. Adesso, stai a sentire, queste sono cose serie, per cortesia. Ecco, ti pregherei di comportarti seriamente, fai un po' un'espressione più da maniaco. Cerca di sono un maniaco. Ecco, va bene. Allora, io sono la grilla, la massaia grilla, che sto aspettando l'ascensore con le borse, va bene? Tu mi arrivi dal di dietro, io sto aspettando l'ascensore, mi arrivi dal di dietro ansando da maniaco. Come ansi? Cioè, ti faccio vedere, fai. Perché da dietro la massaia è... Va bene. Allora, arrivami da dietro e mi devi cingere le braccia in una stretta maniacale mortale, dai. Allora io sono lì che aspetto, ansima. Sembri un asmatico, mi hai fatto venire tutti i brividi nel collo. Ansima al basso, verso il basso, che mi fai venire i brividi. Vai, allora cingimi poi con le braccia così. Ecco, attenzione, adesso la massaia è imprigionata, sono imprigionato. Mollare le borse, le 2 borse, mollarle. Guardate il piede, no, cosa guardi? Tu sei il maniaco e mi devi sussurrare delle cose un po' da sporcaccione. Cioè, tipo, maleducata che non sei nell'orecchio, mi devi dire, allora, io col piede faccio così, stai fermo, non ti faccio... Prendendo così col piede, vedete? Mi seguite da casa, evitiamo che lui possa sollevarmi o portarmi da un'altra parte, col piede così. Una volta col piede così, ecco dove scatta la mossa, che è una mossa terrificante, la mossa libera e bella, così. Tum, tum, libera e bella, tum, libera e bella, tum. La testata, il maniaco non ride se prende la libera e bella in faccia. Tum, libera e bella, così. Dopodiché, ecco, libera e bella, che una può anche aggiustarsi la pettinatura, si sposta, tieni sempre seduto, bacino Abby Lane, così, mano, guardate la mano, tagliente, colpo, ta! Non c'è da ridere per il maniaco, sa? Non c'è da ridere per il colpo, ta! Avete capito bene? Ti ringrazio, poi no. Avete capito perfettamente? Ora vediamo una massaia, una signora. No, un attimo solo, venga lei, buongiorno. Venga, lei ha capito cosa ho detto perfettamente. Sì. Dunque, allora, io faccio il maniaco adesso. Lei sta prendendo l'ascensore, c'ha le borse della spesa. Dove sono le borse della spesa? Lì. Io arrivo da maniaco, tipo Ezechiele Lupo quando insegue...
No, non c'è da ridere, il maniaco arriva, non so come arriva un maniaco, arriva... Oh, che massaia! Che io la cingo senza ovviamente, ecco così. A questo punto lei cosa deve fare? Mollare le borse della spesa, ecco. Piede benissimo, piede così. Colpo libero e bella, via. Signora, lei mi accarezza con la nuca. Il colpo libero e bella è violento indietro, vada. Benissimo, si sposta col bacino Abby Lane, mano a tavoletta, diritta così, via col colpo, via col colpo di nuovo, via col colpo, via di nuovo, via, ci sta prendendo gusto, ecco, grazie, anche per questa volta la lezione è finita, spero che il consiglio vi aiuti e un augurio a tutte le massaie del mondo. Arrivederci a tutti, grazie. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill, desideri accesi. Ristorante giapponese. Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divor Odor funziona davvero. Divor Odor, deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi. Sono bravo in tutto, sono bravo Simac. Arancia, ti spremo tutta arancia. Carota, io ti centrifugo. Ghiaccio, ti riduco una granita. Bravo Simac tutto in uno. Bravo Simac non c'era e Simac l'ha inventato.